Beer è un prodotto esclusivo Azienda Agricola Pancera. Il buon seme, i buoni frutti. Un cordiale saluto gentili amici e amiche alla visione all'ascolto, ben ritrovati a questa pagina informativa. Apriamo subito con l'aggiornamento per quanto riguarda la notizia di cronaca del mezzo pesante andato a fuoco poco prima delle 12:30 in A23. Ancora in corso l'intervento di spegnimento e messa in sicurezza della cabina di guida dell'incendio, come detto, si è sviluppato lungo la 23 poco dopo il nodo di Palmanova in direzione Udine. Sul posto stanno ancora operando i vigili del fuoco, i sanitari, la polizia stradale, mezzi meccanici, addetti di Autovie Venete. Non si registrano per fortuna feriti. Forti disagi alla circolazione con code segnalate fino a Villesse per chi arriva dalla A34 e da Trieste e all'altezza della corsia sinistra verso Tarvisio per chi arriva da Venezia a partire da Gonars Sud. La Slovenia è pronta a introdurre controlli interni il giorno, la settimana o i mesi successivi se necessario. Lo ha dichiarato la ministra dopo la sessione del Consiglio Affari Esteri di lunedì scorso a Lubiana. Con l'entrata della Croazia dal 1 gennaio prossimo in area Schengen, la Slovenia potrebbe decretare la sospensione degli accordi di libero transito e accesso, riattivando i blocchi e controlli di polizia di frontiera, in particolare con la Croazia. L'ultima ondata migratoria sta spingendo diversi paesi dell'Unione Europea a reintrodurre i controlli alle frontiere terrestri e spingendo gli stati confinari a fare lo stesso. La Slovenia sta valutando la possibilità di reintrodurre i controlli ai valichi meridionali, dopo che la Croazia ha abbattuto, come si dice in questi casi, l'ultimo diaframma con il passato. 2 attività sospese per lavoro nero e gravi irregolarità amministrative e sanzioni per complessivi 70.000 euro. È l'esito dei controlli del nucleo ispettorato carabinieri del lavoro di Udine, con la collaborazione dei militari delle compagnie di Udine e Palmanova, nell'ambito delle attività finalizzate a prevenire e reprimere i fenomeni dello sfruttamento del lavoro e di quello sommerso e a verificare il rispetto delle normative sulla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. Sono state sospese le attività di un'azienda agricola di Chiopris Viscone sia per gravi violazioni sulla sicurezza sia per lavoro nero e di un esercizio commerciale di Codroipo per la presenza di lavoratori in nero. Ulteriori indagini in corso. I sindaci di Ovaro, Prato Carnico, Rigolato, Forniavolta e Sappada, unitamente al presidente della comunità di montagna della Carnia, si sono incontrati per confrontarsi sul proseguo dei lavori di realizzazione del percorso di circa 13 km che collegherà la Val Pesarina a Sappada, includendo anche l'asse viario Tuglia-Chiampozilun. Il progetto, caratterizzato da molteplici funzionalità, è in corso di esecuzione grazie al finanziamento regionale nell'ambito del PSR, è stato oggetto di attenta riflessione da parte delle amministrazioni coinvolte, specialmente in merito alle possibili criticità riguardanti la tratta Tuglia-Chiampozilun. Oltre ad aver raccolto le autorizzazioni da parte di tutti i proprietari dei terreni su cui si sviluppa il tracciato, i comuni hanno inteso agire in modo corale affinché l'opera, nel suo complesso, permetta di valorizzare le specificità del territorio, minimizzando ancor più gli aspetti invasivi sull'ambiente, elemento a cui già il progetto originario aveva riservato particolare attenzione, come sottolineato dai pareri favorevoli rilasciati dai numerosi enti competenti. Ci portano più speranza, più fiducia, uno sguardo che finalmente si alza verso il futuro. Per ricominciare con la tua attività, con la tua professione, per allargare i tuoi orizzonti, ricomincia con noi. Contatta il nostro ufficio pubblicità. È il momento giusto per ripartire insieme. Chiamaci ai nostri contatti